Dato di oggi siamo 457 su 100.000 e con un aumento di 25, 26 positivi al giorno. I dati confermano il trend degli ultimi giorni, crescono i positivi nella Marca e la variante Omicron 2, più contagiosa, è al 30%. Fortunatamente la situazione negli ospedali trevigiani è sotto controllo, con soli 2 pazienti in terapia intensiva ed una novantina in area non critica, suddivisi tra le malattie infettive di Treviso e il reparto Covid di Vittorio Veneto. E proprio a Vittorio Veneto il progressivo ritorno alla normalità della sanità sarà evidente con la tanto attesa riapertura da domani del pronto soccorso. Con l'apertura del pronto soccorso, di fatto, l'ospedale a pieno titolo inizia la sua attività. Abbiamo un altro incarico importante, un impegno con la cittadinanza di Vittorio Veneto che andremo sicuramente come dire, a fare, che è quello di attivare 4/6 posti letto di terapia intensiva. Perché? Perché avendo una chirurgia importante come quella dell'ORL è fondamentale che si debbano creare anche dei posti di terapia intensiva. Da domani riparte infatti a pieno regime l'attività chirurgica dell'otorino-laringoiatria in quello che è centro di riferimento regionale e polo d'eccellenza nazionale per gli interventi testa-collo. Domani si parte al 100% e quindi torneremo a operare come operavamo nel 2019, quindi con un'attività riconosciuta di attrazione importante in tutta Italia.